Noi siamo partiti sostanzialmente da un esposto anonimo che ci è arrivato qui alla squadra mobile in questura e dopodiché ovviamente abbiamo sviluppato un'attività di indagine sia con i metodi tradizionali che si basano sull'osservazione e sull'appostamento, ma è stata necessaria anche un'attività tecnica di intercettazione che ha permesso di corroborare da un punto di vista probatorio l'ipotesi accusatoria che abbiamo sostenuto, coordinati in questo ovviamente dalla Procura della Repubblica di Venezia. Un esposto anonimo particolareggiato ha fatto dunque scattare le indagini della squadra mobile durate alcuni mesi, che hanno portato a scoprire una fiorente attività di prostituzione all'interno di due locali notturni, l'Arabesca di San Donà di Piave e il Game Over di Quarto d'Altino, gestiti dai fratelli Vendramello di Jesolo, Matteo di 40 anni, Federico di 44, arrestati e portati in carcere. Agivano insieme ad altri 3 ora agli arresti domiciliari: Micaela Ovila, 35enne residente a Jesolo con competenze logistiche, Lorenzo Borga, 70enne di San Donà di Piave e Ugo Bozza, 66enne di Portogruaro. L'accusa è di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tutto si basava su quello che era il vantaggio economico, appunto, come ha detto lei bene, patrimoniale, per cui non si è registrata alcuna necessità di intervenire sulla volontà delle ragazze, erano tutte d'accordo sotto questo aspetto. Una cinquantina in tutto le ragazze coinvolte originarie dell'Est tra i 18 e i 35 anni. Svariata la clientela, dai giovani ai meno giovani, come svariate le possibilità di consumare il rapporto. Da quello meno costoso, 150 euro per mezz'ora prima di entrare nel privé all'interno, ad altri più costosi uscendo dal locale. In albergo con tariffe fino a 500 euro o in casa per l'intera notte con cifre che potevano arrivare anche a 1500 euro. Per assicurarsi questo tipo di prestazione, gli interessati contattavano telefonicamente i gestori dei locali e concordavano tempi e modi. Alcuni pagavano con carta di credito, per questo le ragazze erano fornite di POS. I guadagni venivano poi divisi con i titolari con percentuale tra 50 e 70.